Cassazione in Sicilia. Però il problema non è quello, è dello statuto dell'autonomia, perché loro fanno il conto sempre a uno statuto non applicato da 66 anni. È un depistaggio secondo me, perché fanno finta di essere sicilianisti e non lo sono, loro vogliono uno statuto senza Sicilia, cioè perché quando infatti parlano delle origini dello statuto saltano la parte che riguarda il pactum e la lotta per l'indipendenza, quindi già sono in malafede fin dalla partenza. Peraltro l'Assemblea regionale siciliana ha 2 volte pugnalato alle spalle lo statuto dello Sartori, una nel 1957 quando votò un ordine del giorno per sopprimere l'Alta Corte per la Sicilia. Quindi vedete come sono bastardi, perdonatemi il termine, come sono bastardi che non solo hanno votato quasi all'unanimità, perché ci fu il solo deputato Montalbano che chi era il presidente della regione in quel periodo, nel 56? Ma io penso che era la Loggia forse, e poi passò a Milazzo, perché il discorso ci fu la crisi eccetera, e poi Milazzo diventò presidente della regione, penso che era la Loggia. E io ho sempre pensato che il primo presidente fosse stato il Respino. Il primo? No, come il più antisicilianista. Ma io penso che diciamo si danno tutti la mano, perché i presidenti della regione, specialmente in una certa epoca, assumevano quella carica con un qualche patto segreto di non applicare lo statuto e non reclamare né lo statuto né le prerogative del presidente. No, comunque questo è un passaggio estremamente importante, perché in giro si pensa che sia stato lo Stato a ma un attimino, cioè vogliamo puntualizzare nuovamente questa storia della regione, cioè c'è stato diciamo un voto. Ecco, la Sicilia cosa chiedeva fin dal 43 con i primi documenti di Finocchiara prima? Chiedeva che si facesse un referendum, un plebiscito, si diceva allora, sull'indipendenza della Sicilia, che era un diritto che la Società per le Nazioni riconosceva a tutti i popoli che avevano entrato in l'autodeterminazione dei popoli, e in particolare lo riconosceva ai popoli che avevano, diciamo, che si erano schierati al di fuori del nazismo e del fascismo. Quindi siccome la Sicilia fu la prima a essere liberata, allora diciamo, questa lotta per l'indipendenza trovò poi, dopo i morti, dopo i feriti, eccetera, trovò dopo l'appello, bisogna dire anche questo, un appello all'ONU fatto il 31 marzo del 1945 e un appello ai ministri degli esteri, alla conferenza dei ministri degli esteri che si faceva nel settembre del 1945 a Londra. Quindi con questi 2 documenti l'indipendentismo siciliano si collocava, diciamo, in una situazione di diritto internazionale fortissima. Poi aveva un riconoscimento internazionale, perché quell'Evis, di cui tanto sarebbe troppo lungo parlarne, quell'Evis, in base a una convenzione che si era stipulata a livello internazionale, mi pare a Losanna nel 1905, così, era una convenzione per la quale si riconosceva lo stesso diritto dei soldati di eserciti regolari a quei guerriglieri che però indossavano una divisa, avevano un regolamento, avevano una bandiera, insomma si riconosceva, cioè agli eserciti non ufficiali, agli eserciti ribelli, il diritto che il prigioniero fosse trattato con le stesse garanzie e con la stessa umanità con la quale si trattava uno Stato ufficiale riconosciuto, eccetera. Ora l'Evis aveva tutte queste caratteristiche e fu fatto in funzione, perché questo è un riconoscimento di fatto, valeva fin dall'inizio, era un modo elegante per dire che si riconosceva, infatti in molte cose fu riconosciuto l'Evis. E infatti l'Evis aveva dei campi di addestramento nei quali c'era pure la segnaletica stradale, ma non era una velleità per dire veniteci a pigliare, perché poi questi campi erano nei boschi dei Nebrodi, che allora veramente erano fitti e di difficile accesso, ma era per dimostrare a livello internazionale che la Sicilia aveva tutte le caratteristiche, aveva l'appoggio popolare, aveva un esercito, aveva ragioni da vendere perché era stata annessa illegalmente, perché anche i plebisciti non solo erano falsi e bugiardi, ma in alcuni casi non si sono verificati, perché all'ultimo momento praticamente il plebiscito in Sicilia è diverso dai plebisciti banditi nelle altre parti dell'Italia meridionale o nelle regioni del centro-nord, perché fu
bandito con 5 giorni soltanto di anticipo rispetto alla data del voto. Ora, oggi, se noi facessimo un referendum, diciamo, oggi che cos'è? Domenica, il prossimo venerdì si fa un referendum con tutti i mezzi moderni, con tutto internet, con tutto quello che vogliamo, non sarebbe valido il referendum, perché non c'è il tempo materiale di organizzare i seggi, le cose, eccetera. Ora, com'è che nel 1860 risulta che tutti organizzarono seggi, tutti andarono a votare, eccetera, poi non andarono a votare tutti, nemmeno per le statistiche ufficiali, ma dico, fu falso proprio dal primo momento all'ultimo momento, quindi era illegittima anche l'annessione all'Italia, era una conquista così tipo coloniale, una guerra non dichiarata, una conquista illegittima, eccetera. E diciamo, quel referendum che viene portato per sanare tutte le illegittimità commesse, in effetti le fa esaltare di più perché è falso il referendum stesso. Tutte queste ragioni ponevano la Sicilia a livello internazionale in una situazione di rispetto e di diritto. Quindi con l'autonomia, ecco, nasce in questa idea, ha parlato del presidente Romita, del ministro Romita, che era il ministro dell'interno, il ministro Romita, che era un socialista di un'antica famiglia socialista piemontese, durante il fascismo aveva conosciuto il popolo siciliano e disse agli altri ministri, tra cui Togliatti, che era il ministro di Grazia e Giustizia, il ministro della Guardia Civile, disse: guardate che se noi i siciliani li pigliamo di petto, i siciliani reagiscono e noi non troviamo una via d'uscita, noi li aggrediamo e ci contrattaccano, se non ci intendono i siciliani dovrebbero prendere colpo, cioè rispettare il loro orgoglio e un po' una presa in giro, diciamo, infatti giustamente anche Guadalupe sorride e dice: no, le pigliamo, e allora mandarono a chiamare il fratello di Finocchiara prima, mandarono a chiamare questo, e cominciarono delle trattative segrete che poi sfociarono in trattative ufficiali, sempre segrete. L'esempio dell'aereo che viene mandato, perché in quel momento siamo nel 45, nel 46, fra la fine del 45 e l'inizio del 46, in quel momento non funzionavano treni, non funzionavano aerei, quindi mettere a disposizione un aereo per andare a prendere i componenti, per andare a prendere i componenti, diciamo, i dirigenti indipendentisti, sia del MIS sia alcuni esterni allo stesso MIS, quello vero di allora, e portarli a Roma. A Roma si riunirono, gli indipendentisti si riunirono in un istituto, mentre al Viminale si riunirono i ministri del governo italiano ed era uno scambio di pizzie, di messaggi che si facevano, eccetera, per cui fu impostato tutto lo statuto e fu impostato rispettando una logica federalista, e si vede dagli appunti, perché per esempio anche nella denominazione, no, il Parlamento siciliano si chiama Assemblea, così come si chiamava già, era il nome che correva, l'Assemblea Costituente Italiana, cioè era un Parlamento. Il consigliere regionale si chiamava Preoccupato, il presidente della regione ha delle funzioni anche di capo dello Stato, intanto rappresenterebbe il governo italiano in Sicilia, ci sono tante cose che è lungo specificare articolo per articolo. Tant'è il ministro. Tant'è il ministro. Sì, partecipava col rango di ministro alle discussioni, tra l'altro a tutte le discussioni che comunque potevano interessare la Sicilia. Poi hanno deciso di invitarlo soltanto quando c'era l'ordine del giorno, questioni siciliane, ma non lo fanno neppure, fu un solo, questo lo dico per la cronaca, per dire che cosa può fare una sola persona, perché a noi ci denigrano, perché dice guardate, ma siete 4 parti, mentre che so, i traditori della Sicilia, prescindiamo dalle sigle, sono centinaia di migliaia di persone e finanziati pure, eccetera, per fare il loro turpe mestiere. Ma ci fu un presidente della regione che dopo tanti anni che questa cosa sembrava seppellita, che si chiamava Provenzano, che non ha brillato o non l'hanno fatto brillare per molti altri motivi, ma anche una volta che furono convocati a Roma tutti i presidenti della regione per esporre i loro problemi, non so in quale occasione, lui al momento che tutti salutarono e se andarono, lui restò assettato diciamo nella sala del Presidente del Consiglio. Allora gli dissero, ma ora dice, i lavori continuano come governo, dice, quindi lei se ne deve andare. Dice, ma io non sono venuto qui perché quando Presidente della Regione insomma è successo
un guazzabuglio, successero tante cose. Inutile dire che questo Presidente della Regione non lo fece più come Presidente della Regione. Dopo poco tempo fu annullato completamente. fu annullato, è scomparso. Sarà stato un caso, però di fatto creò tanti problemi. Io devo dire, per non vero, che l'unico che dice ma questa è una questione che non esiste, dicevano i ministri, poi quando se l'avevano leggiuto lo statuto, e suppongo che i primi a non averlo letto saranno stati gli altri siciliani. Diciamo solo Di Pietro dice no, veramente la questione esiste, dice però diciamo, dobbiamo trovare delle norme d'attuazione, delle cose eccetera. Pure l'unico a dire che esisteva la questione nonostante nemmeno Di Pietro sia una cima di costituzionalisti, ma per dire che una sola persona ci sollevò un vespaio che poi fu difficile fare tacere, tanto che poi è stato ripreso, insomma. Ma per dire che lo statuto è questo, è lo statuto di un quasi Stato, diceva Castrogiovanni. Certamente furono ottimisti i dirigenti separatisti, anche perché poi non avevano l'idea di come si organizza un partito moderno per i problemi nuovi che ci sono nella società, eccetera. Quindi, e poi si fidarono già, avevamo diverse scortature nella storia della politica, si fidarono del governo italiano. Io vorrei dire che, dico, un aneddoto spiritoso che non giudicatevi per questo aneddoto, perché questo lo racconta che Angelo butta fuori. Quando un suo parente, che fu l'ultima, non mi ricordo chi era, un gerarca fascista, diciamo, che era stato l'ultimo ambasciatore dello Stato italiano, però dalla Repubblica di Salò, a Berlino. Non mi ricordo ora il nome, ma è un nome famoso, insomma. Comunque questo tizio fu processato, finita la guerra, eccetera, perché lo volevano anche fucilare, poi condannare ad altre pene, eccetera, perché era stato, ripeto, ambasciatore della Repubblica di Salò, quindi dici tu, essendo stato sei complice del fascismo, del nazismo, eccetera. E invece no, perché bene o male la Repubblica di Salò era pure uno Stato riconosciuto da pochi Stati, ma era riconosciuto, quindi lui, e poi c'era la continuità con lo Stato italiano, quindi lui asseriva la tesi che era un funzionario dello Stato italiano, quindi fosse stata la Repubblica per cui è stato ambasciatore repubblicano, fosse stata la monarchia, c'era la Repubblica di Salò, lui restò. Un argomento che allora contava zero, però dopo tante vicende, dopo tante cose, probabilmente grazie all'amministratore Togliatti, insomma questo poté tornare a casa, era di una famiglia nobile catanesi, e allora l'ha accolto tutti i parenti appena arrivò là, eccetera, abbracci, baci, questo e quello. E si avvicina a un certo punto, quando si placano i convenevoli, si avvicina il vecchio mastro di casa, una specie di maggiordomo, che ci fa eccellenza, bentornato, ma vedi questa una cosa, non sia giusto come gli italiani sappiamente, cioè a quello gli faceva crollare il mondo addosso, ma gli diceva una cosa saggia, per dire che il siciliano non si deve fidare di nessuno, e tantomeno dai governi che ne vogliono impedire lo sviluppo, la crescita, il ritorno nel Mediterraneo. Allora, poco fa però la mia domanda, oggi, per tornare, ma poco fa tu avevi cominciato un discorso estremamente a me importante, cioè sull'alta corte, perché la convinzione è che sia stato lo Stato italiano a bloccare, ma tu hai detto una cosa che secondo me è importante che venga conosciuta, perché io il primo non lo sapevo che all'interno... È una prova della natura federalista dello Statuto, perché l'alta corte per la Sicilia, che funzionava anche di bocciare le leggi dello Stato che fossero contrarie allo Statuto, quindi aveva, regolamentava i rapporti fra due entità di pari livello. Infatti anche il Parlamento siciliano, fra le sue competenze, eccetera, si parlava come se fosse stata una terza Camera, cioè se dietro la costruzione giuridica ci fosse stato il cuore della Sicilia, ci fosse stato il coraggio di essere siciliani, ma invece era un rinnegamento della Sicilia, purtroppo, che avveniva sul rispetto delle leggi siciliane della Costituzione. Entrò in funzione la Corte Costituzionale, non era soltanto a favore della Sicilia. No, era bilaterale, cioè paritetica, era paritetica, tre componenti dello Stato e tre componenti della Regione, e operò perché fu abolita una legge della Costituente, perché la Costituente aveva approvato una leggina, un emendamento
nel quale si diceva che entro 1 anno, 2 anni, non mi ricordo, con legge ordinaria si poteva modificare lo statuto siciliano. La Corte Costituzionale, l'Alta Corte per la Sicilia, tenendo conto del pactum, tenendo conto anche delle funzioni, eccetera, che il Parlamento non poteva modificare lo statuto, bocciò queste cose e quindi nella Costituzione è entrato lo statuto nella versione originaria, tale quale come l'avevano preparato. Quindi già c'era un riconoscimento di questa alta corte, ma proprio per questo capirono che dovevano cambiare. Infatti prima la neutralizzarono, non eleggevano i componenti, perché poi tra l'altro c'era un'altra differenza: mentre il giudice della Corte Costituzionale durava 7 anni, dura 7 anni in carica, il giudice dell'alta corte era a vita per non essere ricattabile. Per questo motivo non c'è una non lo sapevo io. Sì, per non essere ricattabile, perché sennò lo minacciavano e dicevano allora non lo facciamo più, che cosa che era più difficile per un giudice della Corte Costituzionale. E allora diciamo è lì che sono le violazioni che si sommano. No, ma oggi, l'assemblea regionale cosa ha combinato? Perché poi detto, l'assemblea regionale noi l'abbiamo. Questa tu hai detto che Sì, sostanzialmente noi qua. hanno votato contro. Allora, intanto nel 57 che cosa c'era? Un telegramma di Gronchi che intimava al Parlamento e alla regione siciliana di non nominare i giudici che intanto erano scaduti nella Corte, quindi senza giudici l'altra Corte non poteva funzionare. No. Però adombrò l'ipotesi che dovesse il Parlamento stabilire che l'Alta Corte per la Sicilia aveva finito le sue funzioni nel momento in cui si era insediata la Corte Costituzionale, e questo non era vero né per lo Statuto né per la Costituzione, e nei fatti non era vero, perché la Corte Costituzionale non aveva quei compiti che aveva l'Alta Corte, quindi come fa a sostituirsi? E nacque quindi un guazzabuglio che si cercò di sanare facendo votare all'Assemblea, anche questo era incostituzionale, però l'Assemblea esprimeva un voto come voluntas siculorum, come rappresentante della Sicilia. L'Assemblea regionale esprimeva un voto di sopprimere, di non rinnovare più i giudici dell'Alta Corte e di avvalersi della Corte Costituzionale. Quindi una cosa oscena, alla quale poi faranno seguito delle sentenze della Corte Costituzionale che si attribuivano, che era una cosa stranissima, perché l'Alta Corte, noi lo potremmo leggere, ma perdiamo tempo, l'Alta Corte per esempio giudicava anche dei reati del Presidente della Regione e degli assessori regionali, cosa che la Corte Costituzionale non poteva fare. E allora questa competenza passa alla magistratura ordinaria, per cui, come dice giustamente un magistrato che si chiamava Riggio, in qualunque momento un presidente della regione o un assessore regionale possono essere arrestati per aver rubato una gallina, poi dimostreranno che erano innocenti, ma intanto vengono sospesi dalle loro funzioni, per dire come ha perso l'autonomia. Certo, abbiamo avuto una classe politica schifosa. Quindi l'assemblea vota contro. Di peggio, ma nel momento in cui loro rappresentano gli interessi della Sicilia non se ne possono vendere gli interessi della Sicilia. Quindi l'assemblea vota contro l'esistenza perciò l'assemblea regionale col solo, tutti d'accordo, voi dovete figurare che nel 57-58 i fascisti con i comunisti si spararono, ebbene invece si misero d'accordo Almirante con Togliatti, perché contro la Sicilia tutti erano d'accordo, per il pericolo che si risvegliasse la Sicilia. Insomma, come diceva Gramsci, questo l'aveva detto già Gramsci, diceva Gramsci, il separatismo siciliano lo diceva nel 1935-36, dice il separatismo siciliano o esiste o non esiste. Dice, se esiste bisogna esaminare le ragioni, tutto quello che vogliamo, eccetera, vedere se hanno ragione, se hanno torto, se dicono cose giuste o cose sbagliate. Se non esiste, allora nulla questo, perché se non esiste che parliamo di cose che non esistono. Però dice, il fatto che c'è questo accanimento ogni volta che si parla di separatismo, dimostra che il separatismo esiste e che risponderà più forte di prima o poi. Dice, allora lo Stato cosa fa? Lo Stato italiano? Di fronte a ogni pericolo che ci sia un risveglio di separatismo, un risveglio della nazione siciliana, dice, prende delle contromisure esageratamente più forti di quello che è il pericolo in vista, insomma, per chiudere la discussione. Ora, questo fatto si è verificato, cioè praticamente nessuno non aveva competenza
perché come si modificano lo statuto, ci sono delle procedure, quindi non aveva nessun significato se non politico il voto dell'Assemblea regionale, e questo voto fu dato con la sola eccezione di Montalbano, che poi ebbe le sue vicende storiche e politiche. Un'altra violazione di statuto e un'altra manovra antisiciliana della classe politica l'abbiamo nel 2005, non nel secolo passato, nel 2005, che in base alle modifiche che si potevano fare allo statuto, con l'articolo 5, col titolo 5 della Costituzione, quando ci fu l'accordo tra Bossi, la Lega e compagnia Solana, l'Assemblea regionale siciliana, all'unanimità quasi, perché non votare i Verdi, eccetera, ma per altri motivi che prescindevano dallo statuto, approvò uno schema di statuto, una legge voto, in cui scompare il Parlamento siciliano, quasi quasi non ha più nessuna competenza. Viene fatta una Camera dei Comuni, vengono snaturati tutti gli aspetti, con la scusa di iniziative sociali, quindi tutti gli aspetti dell'autonomia siciliana vengono tutti buttati a mare. E qua poi il buon Cuffaro, qua c'è tutto il naso, il buon Cuffaro pubblicò pure un opuscoletto per dire: vedete che bella cosa che abbiamo fatto. Quindi come fanno oggi quelle stesse forze politiche a fare finta che vogliono lo statuto? Evidentemente loro ci depistano, cioè fanno finta, sempre là, di creare, che vogliono creare finto sicilianismo. Per fare che cosa? Per fare il ponte, per fare la Regionicchia dello Stretto, il Reggio Calabria, Messina, per la quale già lavorano e vanno avanti, per dividere le economie, perché lavorano per dividere l'economia della Sicilia orientale da quella dell'economia della Sicilia occidentale. Vogliono eliminare le province e manovrare sulle province, facendo finta che vogliono applicare lo statuto che già aveva la regione aveva già deliberato sulle province. Perché? Per creare delle condizioni o di distruzione delle province o di mega province, così ci sono le province della Sicilia. La provincia guida sarebbe Catania per la provincia orientale, la Palermo sarebbe per la Sicilia occidentale. Stanno articolando tutta una manovra per avere 3 regioni in Sicilia. Se non saranno 3 regioni, saranno 3 mega province, ma lavorano per dividere la Sicilia. Beh, dividi e impera. Il problema è questo. Il fine è questo. I gruppi di potere vogliono avere dei parlamentini a loro disposizione che non contano niente, quindi le fanno perché bene o male l'Assemblea rappresenta sempre tutta la Sicilia, quindi è un nostro gruppo. Ma le piccole ed è questo, ora tutti si sono travestiti da sicilianisti per fare questo. Lo statuto, quando hanno fatto il convegno a Messina della Regionicchia dello Stretto, uno degli oratori, degli intervenuti, disse: poi noi vogliamo lo statuto speciale per questa regione, cioè si ipotizza uno statuto speciale senza Sicilia, perché dice: sì, noi vogliamo questo, il Presidente deve fare questo, deve fare quello, però la Sicilia dove? Ma voi vedete anche nei progetti, non c'è più la parola Sicilia, proprio anche come parola, viene usata il meno possibile. Ci fu la proposta, il Presidente dell'Assemblea, che ci dicono del Presidente dell'Assemblea, fece togliere la trinacria da simbolo dell'Assemblea. Era una stupidaggine, ma a suo peso, perché era inquadrata in un discorso che è consentito di fare meridionalismo, intendendo per meridionalismo tutto ciò che non appartiene alla Lega, non i confini del vecchio Stato, eccetera, no, rappresenta questo. E poi siamo sempre là, insomma, un meridionalismo. Infatti il movimento per le autonomie ha tolto la Sicilia, ha messo le cose, poi vedete il simbolo. Ma c'è l'Italia, la bandierina dell'Italia, c'è il tricolore, ma non c'è la Sicilia. La Sicilia non c'è, per dire, insomma, perché non sono cose casuali, fanno parte tutto di un progetto, perché la Sicilia deve presentarsi, secondo questi programmi, intanto in 3 spezzoni, quindi ci sono 3 Sicilie che non parlano sulla Sicilia, e poi la nuova regione dello Stretto che comprende contro natura Messina e Reggio Calabria. Ora io per avviare, insomma, perché capisco che diciamo abbiamo parlato troppo, noi dobbiamo fare, secondo me, dei messaggi, tanto per delegittimare tutte queste manovre, perché diciamo è apparente la cosa. Quando hanno fatto il convegno 2 o 3 giorni fa a Villa Amalfitana, facevano capire che c'era nella regione un grande movimento di autonomia, di libertà, di cose eccetera, ma di Sicilia non si parlava.
della Cassazione in Sicilia, ed è giusto questo, ma non presentatela come risoluzione di tutti i problemi siciliani. Invece si è creato un mito, per cui dice, applicando lo statuto, abbiamo intanto lo statuto senza l'Alta Corte per la Sicilia come era interpretato, senza questa funzione federale di contropartita, un Parlamento siciliano che deve stare all'altezza, come si prendono gli stessi stipendi, dovrebbero avere lo stesso senso di responsabilità e vorrei dire la stessa dignità. Invece noi abbiamo un Parlamento senza dignità, né nelle persone né nell'insieme, perché è un Parlamento che tradisce le aspettative del popolo siciliano, che si gioca lo statuto, perché questo documento qua del signor Cuffaro a suo tempo, che forse era il più in buona fede di tutti quelli che con lui l'hanno votato, denunzia l'Assemblea stessa perché ha agevolato la distruzione dello statuto speciale facendo finta che faceva un servizio alla Sicilia. Ora le cose sono cambiate alle alleanze, prima con lei era un alleato, poi diciamo ci fu lo scioglimento anticipato, ma se era per l'Assemblea regionale, io credo che abbia sempre un valore. La legge voto fatta dall'Assemblea ha sempre un valore di indicazione. Quindi diciamo è una situazione di pieno tradimento della Sicilia, perché a questo si aggiunga, che è la cosa poi peggiore, che fanno finta di non voler ascoltare, la svendita della Sicilia alla Cina. Noi si va avanti, cioè c'è l'accordo con una banca che con l'istituto di credito cinese che potrebbe finanziare il ponte, potrebbe finanziare il bilancio regionale, eccetera. Si potrebbe comprare termini, si potrebbe comprare i soldi. Sì, quello pure c'è in giro questa voce, eccetera. Poi c'è una proposta di cedere a un'agenzia turistica cinese, significa agenzie che hanno milioni di clienti, il circuito dei beni archeologici siciliani. E come risposta alle critiche che io ho fatto a qualche esponente, poi quando risponde dice, per ora i beni archeologici, allora vogliamo che i beni archeologici cambiano le carte in tavola, appunto. Dice allora i beni archeologici non verranno mai valorizzati. No, noi dobbiamo fare funzionare i nostri beni culturali, i nostri beni archeologici, per questo noi lanciamo la proposta provocatoria di 100 milioni di turisti in Sicilia gratis, come ha fatto Malta. Cioè noi abbiamo per ora lo stesso numero di turisti che ha Malta, con tutti i miliardi che la regione ha speso in questi anni, con tutti gli uffici, con gli uffici eccetera. Ora noi lanciamo invece a costo zero, cioè facendo l'intelligente programmi della Sicilia, noi a costo zero avremmo 100 milioni di turisti, perché la proporzione è questa: se Malta ha 12-13 milioni di turisti e sono 300.000 abitanti, la Sicilia che ha 5 milioni di abitanti, che è 10 volte o 20 volte più grande di Malta, che ha beni archeologici, il parco archeologico più grande del mondo, perché anche rispetto alla Grecia noi abbiamo i monumenti originali di quelle hanno diciamo le ricostruzioni, tutto il rispetto dovuto alla madre Grecia. E questa è la situazione. Cioè noi, allora, per poter raggiungere questi obiettivi, già poi c'è la questione dell'hub, trasformare la Sicilia in un hub al servizio dell'imperialismo commerciale cinese del Mediterraneo, quindi noi diventiamo strumento anche della colonizzazione del Mediterraneo. Vabbè, a Roma si sta anche discutendo. E anche etnicamente ne risentiremo al momento opportuno. A Roma si sta discutendo anche di diminuire Ora, io dico, non c'è una voce che si alzi, un dissenso, perché poi su questi punti sono tutti d'accordo. Arrivati a vendere, come quando si aumentano lo stipendio dei deputati, sono stati sempre d'accordo, destra, sinistra, eccetera. Quindi le forze sicilianiste, le pseudo che si dichiarano sicilianiste, sono complici di tutte queste cose.